Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Abbiamo condiviso con Sanai una profonda riflessione sulle grandi crisi internazionali, abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello Stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia. È d'accordo, e poi insomma l'ha detto più volte la Premier, comunque anche per questa missione navale nello stretto ci sarà bisogno dell'ok del Parlamento. Voi insomma siete d'accordo su questo? Bisogna definire i confini della missione, capire qual è sotto che egida internazionale avviene e capire soprattutto che cosa accade nel momento in cui dovesse accadere, scusate il gioco di parole, qualcosa di imprevisto all'interno dello stretto, no? Perché la missione sembra quella di sminamento e di controllo e verifica, bonifica e di sicurezza delle navi in transito. Sappiamo bene che in quell'area basta molto poco perché accada qualcosa di diverso, quindi capire le regole di ingaggio in caso in cui vengano disattese da una parte o dall'altra i propositi di non belligeranza sullo stretto. Certamente il G7 poteva aprirsi molto peggio di così, sicuramente è una buona notizia il fatto che ci sia in vista un accordo, quantomeno una sospensione immediata, un cessate fuoco immediato, una possibilità di un accordo anche sul nucleare. Ci sono molte variabili, direi che la principale si chiama Benjamin Netanyahu, che non mi sembra stia accettando di buon grado questo accordo, che riguarda anche ciò che accade in Libano, perché ovviamente per lato iraniano era fondamentale mettere sul tavolo anche la questione dei bombardamenti in Libano, complice anche la campagna elettorale in questo momento in Israele dove si vota ad ottobre. È evidente che per Netanyahu tenere da una parte la sua estrema destra, Ben Gvir, e tutta la parte di paese che vorrebbe continuare a proseguire nelle azioni militari sia a Gaza che in Libano che in Cisgiordania e nelle aree occupate, e l'esigenza invece di mantenere un rapporto col mondo occidentale, con Trump in particolare, chiaramente questo equilibrio è molto sottile e quindi è un elemento centrale di questo accordo, no? Capire come reagisce Netanyahu, se sarà in grado di garantire una tregua anche sul fronte libanese, sul fronte di ciò che sta facendo Israele. Ovviamente siamo tutti molto soddisfatti del fatto che ci sia una possibilità di accordo, soprattutto per le conseguenze economiche che la guerra ha. Poi io rimango con un interrogativo: non mi sembra che la situazione post-conflitto iraniano abbia cambiato gli scenari di quell'area, forse ha spostato, c'è un pezzo di Federico Rampini oggi molto chiaro su questo, ha spostato sull'ala militare il controllo del paese rispetto a quella sciita degli Ayatollah. Non mi sembra che ci sia maggiore equilibrio e quindi la domanda che sta sotto è: ma perché Trump ha fatto sta cosa? Ieri Crosetto da Washington ha detto dall'America è arrivato uno sprone per l'Europa di interessarsi di più della sua difesa, perché effettivamente sono investimenti importanti. Voi siete piuttosto contrari rispetto a questo, però effettivamente c'è bisogno a questo punto, soprattutto alla luce di un disimpegno da parte degli Stati Uniti sul continente europeo, di fare qualcosa. Ma noi non abbiamo mai contestato la necessità di investire in difesa e di considerare l'opportunità per l'Europa di una maggiore indipendenza dagli alleati americani, dai nostri alleati storici degli Stati Uniti rispetto al tema della difesa, quindi avere degli strumenti militari è fondamentale. L'abbiamo fatto anche quando governavamo, non è che abbiamo deciso di chiudere i finanziamenti agli investimenti in spese militari. Il punto è che l'Europa ha perso l'occasione per impostare una difesa comune europea, e puntando molto invece sul rafforzamento degli eserciti dei 27 paesi. Noi contestiamo la modalità con cui sta portando via risorse che servirebbero per fare altre, perché riteniamo che non c'è una connessione diretta, un collegamento diretto tra quanto spendi in armi e quanto più sicuro sei.
la razionalizzazione della spesa, arrivare a un esercito comune europeo, che significa passare per una politica estera comune europea e quindi cedere un altro pezzo di sovranità verso l'Europa, noi riteniamo che quella sia la strada giusta, ma è molto complicato pensare invece che ciascun paese rafforzi il proprio sistema di difesa e che questo garantisca una maggior sicurezza a livello europeo. Intanto perché i paesi non hanno tutti la stessa capacità di spesa. È chiaro che la Germania ha gli spazi fiscali molto più ampi dei nostri e può investire, cosa che sta facendo, la Francia altrettanto. L'Italia fa molta più difficoltà e quindi trovare le risorse per garantire da un lato ciò che l'Europa ha messo in campo con ReArmEU e dall'altro il nuovo accordo sulle spese militari NATO che arriva fino al 5% delle spese del PIL, cioè dal 2 al 3,5%, io ritengo che per il nostro Paese sia un problema e questo non significa automaticamente avere maggiore sicurezza a livello europeo. Però effettivamente quale ricetta allora proponete per aiutare quel ceto medio che forse è il più colpito proprio da questi venti di guerra, da questa crisi internazionale, da questa insicurezza mondiale? Intanto sono 180 gli ettari che servono per di fotovoltaico rispetto agli small modular reactor, che hanno anche una grande caratteristica: non esistono, perché io credo che sia giustissimo. Tra l'altro, da Ministro dello Sviluppo Economico ho investito più di 900 milioni di euro per la ricerca e sviluppo sul tema del nucleare, quindi io credo che si debba progredire con la ricerca e sviluppo sul nucleare, in particolare sulla fusione, però è chiaro che ha una prospettiva futura, e credo molto poco invece negli small modular reactor, perché hanno come caratteristica intanto che usano quelli in studio oggi che verranno commercializzati per primi, hanno un nucleare di terza generazione, quindi continuano ad avere il sistema di raffreddamento ad acqua, hanno un costo atteso a megawatt di potenza installata di circa 140, 130, 140 euro, 25-30 il costo del fotovoltaico, per avere un quadro. Ma soprattutto c'è un problema: questo governo ha appena chiesto una proroga sostanzialmente a tempo indeterminato per la realizzazione del deposito delle scorie radioattive, che non riguardano produzione di scorie da centrali esistenti, sono le scorie che abbiamo ancora, che tiene la Francia per noi dal decommissioning delle nostre centrali, e soprattutto per tenere il materiale dei raggi X della medicina nucleare. Questo governo ha chiesto una proroga dopo che io nel 2021 avevo pubblicato la CNAPI, la Carta delle aree potenzialmente idonee, perché non si mettono d'accordo su dove farla, e parliamo di un deposito. Voi pensate davvero che saremo in grado di proporre al Paese delle centrali nucleari, per quanto piccole siano? Io credo di no, perché ha ragione Pucciarelli, ci sono stati dei referendum, c'è una pericolosità, anzi non pericolosità, c'è un rischio sul nucleare che continua a essere elevato. Il rischio non è una quantificazione matematica, si moltiplica la pericolosità e la magnitudo dell'evento e le percentuali. Il fatto che ce l'abbiamo in Francia e Svizzera. E poi parlate del nucleare come nel 1976. Io non ho mai interrotto. No, il nucleare di oggi è quello lì, però. Bisogna sapere la differenza tra un watt, un volt, un megawatt, no, un megawattora. Cioè, il nucleare di terza generazione ha ancora la stessa tipologie e le stesse caratteristiche del nucleare degli anni 70, non è cambiato niente. Sarà quello di quarta generazione che ha un sistema di raffreddamento diverso, ma che non esiste ancora, e non sappiamo quante scorie produrrà e non sapremo il costo atteso. Allora io oltre al fatto che non mi sembra, chiudo su questo, non mi sembra che questo Paese abbia giacimenti di uranio e di plutonio, quindi l'indipendenza energetica non ce l'hai col nucleare. Ma non ne ha di giacimenti. Mi sfugge qual è la proposta. Stiamo fermi, andiamo col calesse? Non lo so. Facciamo un processo sulle rinnovabili, che è l'unica fonte con un risparmio economico e di indipendenza energetica totale. Il nucleare non è la risposta giusta. Risparmio? Ovvero Todde, che ha scelto, e anche qui sono numeri, di considerare come aree idonee per le rinnovabili in Sardegna l'1%, ovvero il 99% della Sardegna è stata considerata da una regione governata dai 5 Stelle e dal PD come
non idonea per le rinnovabili. Il governo di centrodestra ha fatto ricorso contro questa scelta e dunque c'è questo conflitto che sembra abbastanza incredibile e paradossale. Direttore, l'1% della Sardegna è più grande di quanto oggi usiamo di rinnovabili in tutta Italia, quindi è più che sufficiente per raddoppiare la quota complessiva. Benissimo, quindi mi sta dicendo che la Sardegna è un esempio di come si porta avanti, di come si gestisce, e non si specula. Assolutamente sì, come si gestisce e non si specula. Benissimo, no, è importante sapere questo, che nel futuro la Sardegna sarà un modello per come si gestiscono le rinnovabili. Detto questo, mi sembra che la questione, per uscire fuori dalle ideologie, sia molto semplice. Non si può avere un pregiudizio negativo su quelle che sono le innovazioni legate alle fonti energetiche. Penso che un mix sia la cosa più importante e bisogna soprattutto, e qui entra in ballo invece il tema politico, non arretrare su quella che è una battaglia non soltanto energetica ma culturale, ovvero non cedere di 1 millimetro alla tentazione nei prossimi mesi di riaprire i rubinetti del gas e del petrolio russo, perché lì sarà la grande partita che si andrà a portare avanti per difendere non soltanto la nostra sicurezza energetica ma anche la sicurezza europea più in generale. E quindi mi auguro che tutti coloro che hanno responsabilità politiche di governo e di opposizione su questo punto siano intransigenti, inflessibili, nessuna apertura alle fonti energetiche russe che oggi noi abbiamo per fortuna ridimensionato nel nostro pacchetto energetico. E di fronte insomma alla crisi economica ciascuno risponde come può. Allora, come spesso facciamo qui ad Agorà, Marco, vogliamo andare a ripescare qualche immagine dal passato? E allora, grazie alle clip 29 e grazie soprattutto alle Tech e Rai che ci riportano sempre dentro nel tempo, anche per fare un paragone tra ieri e oggi, torniamo agli anni 70 e quindi all'austerity, a quelle domeniche anche a piedi per consumare meno, e già allora si davano alcuni consigli ai telespettatori su come risparmiare, come spendere meno. Consigli ancora validi, vediamo. Lei riesce a risparmiare? Sì. Tanto poco? Il più possibile. Oddio, non ci sto dentro appena. Aumenta la busta paga e in quel momento tutto il mio denaro arriva nuovamente dentro la scuola o gli abiti, la stagione oppure la previsione della macchina nuova. Niente, sto proprio inguaiato. Come investe questi soldi? Solo in banca, perché sono talmente pochi che da investire non c'è proprio, assolutamente. Io sono agronomo, quindi investo in terra. Generalmente rimangono in un conto corrente con interessi abbastanza bassi, e per cui praticamente ritengo che ci sia una specie di incentivo al consumo più che al risparmio. Ecco, Patuanelli, abbiamo visto queste immagini degli anni 70. La situazione adesso è un po' diversa. Voi state andando molto all'attacco su questa questione del caro vita, però effettivamente le crisi internazionali hanno inciso non poco sulla situazione anche nazionale. Hanno inciso però su tutte le situazioni nazionali e l'Italia sarà nuovamente nel 2027 e nel 2028 sicuramente, io temo anche nel 2026, all'ultimo posto per crescita. Noi quello che stiamo dicendo a questo governo da tempo e inascoltati è che è mancata completamente una politica industriale, una politica economica che non sia quella dell'avanzo primario, cioè i conti in ordine. Ricordo che negli ultimi 26 anni, per 22 anni l'Italia è stata in avanzo primario, ma questo non ha significato un agire sulla crescita o un miglioramento dei conti pubblici, dato che il rapporto debito-PIL e deficit-PIL continuano a crescere, soprattutto quello debito-PIL, e credo che sia evidente che è mancata la capacità di far crescere il Paese, e questo chiaramente di conseguenza chiude spazi fiscali di intervento, perché se non c'è PIL appunto i rapporti debito-PIL e deficit-PIL aumentano, e se non c'è crescita non c'è distribuzione di ricchezza, perché non c'è ricchezza da distribuire, e crediamo che questo sia stato il più grande fallimento di questo governo. Sul tema della sburocratizzazione per le imprese, sul faremo fare agli imprenditori ciò che vogliono fare, gli lasceremo fare,
che uno può anche contestarla come posizione politica, ma era quella della destra, è stato fatto molto poco, e quindi riteniamo che siano state fatte politiche economiche e soprattutto industriali completamente assenti o sbagliate. Questo ovviamente incide poi sulla disponibilità di reddito per gli italiani e le italiane, che oggettivamente fanno fatica. La contingenza non aiuta, è chiaro che l'aumento dell'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi, non agevola il recupero del potere d'acquisto, però bisognava pensarci prima e bisognava agire prima sulla crescita.